Ci alziamo un attimino e preghiamo per loro, ma no perché il Signore li illumini, che già sono illuminati, affinché illuminino noi. Amen. Signore, noi ti preghiamo per Giuseppe, per Maria, Signore. Noi ti preghiamo affinché la loro parola, Signore eterno, sia potente attraverso la loro bocca, attraverso il loro cuore, Signore, sia potente affinché possa riempire il nostro cuore, Signore, la nostra anima, il nostro spirito. Ti preghiamo, Signore, di intervenire su di loro, di continuare a ungerli, Signore, per mandare l'unzione su di noi, di continuare, Signore, a parlare loro per parlare a noi, nel nome di Gesù Cristo Nazareno. Amen. Grazie, Signore. A chi lo do il microfono? Accomodatevi, accomodatevi. E non è di mettermi al centro, devi fare la stellina però. Amen. Io volevo chiedervi quanti credono in Cristo Gesù? Lo ditelo amen. Lo devono sentire, amen. La parola dice che il nostro fondamento è Cristo Gesù, no? Amen. E se la nostra casa, la nostra fede è fondata su Cristo Gesù, quando arriverà la tempesta, quando arriverà l'avversità, quando arriverà il nemico, noi rimarremo fermi. Amen. Perché non saremo smossi. Noi sappiamo quello che Cristo Gesù ha fatto nella nostra vita. L'abbiamo visto con i nostri occhi, l'abbiamo sperimentato su di noi stessi, sui nostri familiari. Abbiamo visto le guarigioni nella nostra vita. Abbiamo visto le benedizioni di Cristo nella nostra vita. Abbiamo visto come Lui ha cambiato la nostra vita. Allora si è fatto tutto questo perché avere paura, perché temere quando arriva l'avversario, quando arriva la fiumara. Amen. Salmo 91 dice: io alzo gli occhi ai cieli, da dove verrà l'aiuto? L'aiuto verrà da Cristo Gesù che ha creato i cieli e la terra. Amen. Allora, quando arriverà l'avversario, quando arriveranno i problemi, lo sento per la vostra Chiesa, ma anche per la nostra Chiesa, perché le Chiese purtroppo sono bersagliate dal nemico. Amen. Allora quando arriveranno i problemi, quando arriveranno le necessità, alziamo gli occhi ai cieli, chiediamo aiuto al Signore, perché Lui è il nostro fondamento. Amen. Il Signore ci benedica. Alleluia, siamo felici di essere qua perché è sempre una gioia immensa poter stare con voi. Vi abbiamo pensato molto in questo tempo e passiamo la parola e poi parleremo magari di qualcos'altro, però voglio dirvi che siete nei nostri cuori e che tutte le volte che ci troviamo in difficoltà, il pensiero che c'è una chiesa amica, una chiesa sorella ci dà sempre la forza e il coraggio di andare avanti, e queste sono delle cose importanti, perché l'amicizia e l'amore cristiano è qualcosa di veramente forte e importante che porta avanti l'opera di Dio, più che i progetti, più che le cose che i convegni, che le cose super mega galattiche. L'amicizia e l'amore sono il rispetto, sono le cose che portano avanti il popolo di Dio. Io, se i pastori me lo permettono, volevo fare un canto prima della parola. Volevo chiedere a Andrea se poteva. Volevo fare un canto, ma lo fa lui. Volevo farlo nel senso che lo fa lui. Questo canto dice: io mi arrendo, ed è quello che il Signore invita a fare ad ognuno di noi. Più ci arrendiamo a Lui, più Lui cresce in noi. Alleluia. Vogliamo chiudere i nostri occhi mentre ascoltiamo le parole di questo canto e poi passeremo alla parola. Sono
Prendiamo la parola in atti. Alleluia. Mi farò leggere un poco oggi. Allora andiamo a Atti, capitolo 27. Leggeremo dal versetto 14 al versetto 38. Alleluia. La parola di Dio dice così. Atti 27 dal 14 al 38. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso chiamato Euraquilone. La nave fu trascinata via e non potevano resistere al vento. La lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Claudia, a stento potevamo impadronirci della scialuppa. Dopo averla issata a bordo, utilizzavamo dei mezzi di rinforzo, cingendo la nave di sotto e temendo di finire incagliati nelle sirti, calarono l'ancora galleggiante e si andava così alla deriva. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro proprie mani, buttarono in mare l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle. Sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Perciò uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremmo però essere gettati sopra un'isola. E alla 14ª notte, da che eravamo portati qua e là per l'Adriatico, verso la mezzanotte, i marinai sospettavano di essere vicini a terra, e calato lo scandaglio trovammo 20 braccia. Poi passati per un po' oltre e scandagliando di nuovo trovammo 15 braccia. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando le scialuppe in mare con il pretesto di voler gettare le ancore alla prua, Paolo disse al centurione e ai soldati che se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete scampare. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Finché non si fece giorno, Paolo esortava strana, perché Pietro non chiede a Gesù: Signore, fai acquietare la tempesta, ma Pietro gli chiede: Signore, fa che io possa camminare sulle acque e ti possa raggiungere. E Gesù risponde alla preghiera di Pietro. E Pietro fa quindi un'esperienza straordinaria. Pietro sa per esperienza che in mezzo alla tempesta e sulle acque, se guardiamo a Gesù, ci si può camminare sopra. Allora, il fatto che ci si può camminare sopra non significa che non c'è la tempesta c'è. E qui vediamo una situazione invece di naufragio, una situazione dove è coinvolta tutta una nave, una barca, no? E quindi c'è un equipaggio intero che viene spinto da Dio a camminare in mezzo al conflitto, in mezzo alla tempesta. E tante volte noi come Chiesa siamo chiamati a dover camminare in mezzo al conflitto. Ora sappiamo tutti dagli eventi che basta accendere la TV, seguire i giornali, Gesù è alle porte. È vero, i segni ci dicono tutti che Gesù presto tornerà, perché gli eventi del mondo ci fanno comprendere dai segni che sarà presto la venuta di Gesù. E si sa che negli ultimi tempi dice che si griderà pace qui, pace lì, Gesù è qui, Gesù è lì, però pace non ce ne sarà, è vero, ma ci saranno più guerre, ci saranno più devastazioni naturali e ci saranno più infiltrazioni di false dottrine, di falsi profeti, di falsi fratelli, che cercheranno di insinuarsi e di intrufolarsi dentro tutte le chiese.
Paolo parla spesso di falsi dottori, si parla che negli ultimi tempi ci saranno degli spiriti seduttori così forti da ingannare persino i figliuoli di Dio. Quindi il Signore chiama la sua Chiesa a stare ferma, a stare salda nella vera dottrina, a stare salda, a stare ferma nei principi fondamentali di fede e in tutto questo a camminare in mezzo al conflitto. Una Chiesa che cammina in mezzo al conflitto, una famiglia che cammina in mezzo ad un conflitto ma rimane ferma e salda in Dio, è una famiglia o una Chiesa che cresce. Amen. Se noi vogliamo crescere, noi dobbiamo affrontare i conflitti, perché tutte le volte che noi tendiamo a voler andare avanti, a voler camminare in un modo retto davanti a Dio, il conflitto è inevitabile, perché al nemico non piace che una Chiesa cresca, al nemico non piace che una famiglia vada avanti nelle cose del Signore, al nemico non piace che tu possa crescere di valore in valore spiritualmente. Quindi tutte le volte che una Chiesa, che una famiglia, che una persona si propone di fare pienamente la volontà di Dio e di camminare realmente nelle vie del Signore per vedere la gloria di Dio, il conflitto è inevitabile. Che cosa significa conflitto? Sapete, il conflitto è un po' come due forze uguali che vogliono stare contemporaneamente, occupare contemporaneamente lo stesso posto. Il conflitto è questo. Due forze che vogliono occupare lo stesso posto e lo stesso spazio. Quindi avviene che cosa? Avviene il conflitto. E allora quando noi vogliamo camminare per le vie del Signore, quando noi stiamo camminando per le vie del Signore, stiamo facendo la volontà di Dio e stiamo occupando vogliamo stare al centro della volontà di Dio, è normale che arriva il conflitto, è inevitabile che arriva l'opposizione, ma in tutto quello noi siamo chiamati a fare che cosa? Paolo si trova in una situazione particolare, perché quando c'è il conflitto, arriva il conflitto, c'è un po' lo smostamento, no? E la prima cosa che accade quando c'è il conflitto è lo scoraggiamento, la paura e poi tante volte durante il conflitto ci sono le perdite. Se voi avete fatto attenzione quando abbiamo letto questa parte della scrittura in Atti, dice che arrivato a un certo punto molti ebbero paura e allora non sapevano che fare. Prima volevano alleggerire la nave, poi volevano salvare la scialuppa, poi hanno rilasciato la scialuppa a mare, poi gli uomini volevano scappare. C'era chi voleva abbandonare la nave. Mi ha fatto pensare tanto questa storia mentre la leggevo l'altro giorno alla vicenda della Concordia, no? Quella nave si ritrova insomma in un problema, in una difficoltà. Allora a quel punto si vede veramente, quando c'è il conflitto, si vede veramente di che sostanza è fatta quell'equipaggio, perché fino a quando va tutto bene e il mare è calmo e il sole è su di noi, va tutto liscio, siamo tutti bravi. Ma vedere veramente di che sostanza è fatta una chiesa, di che sostanza è fatta una famiglia, di che sostanza è fatto un credente, è quando c'è il conflitto, là si vede. E abbiamo visto nella Concordia il problema principale di quella tragedia è stata l'insufficienza dell'equipaggio e la inadeguatezza dell'equipaggio di quella nave. Perché quando è venuto il problema, poi adesso si è saputo, no? Che la maggior parte di coloro i quali dovevano aiutare, dare indicazioni, dare soccorso, erano tutte persone incapaci. E la persona, l'elemento poi di rottura totale è stato proprio il capitano. Perché il capitano alla fine, non sappiamo ora, non lo so, c'è il processo in corso, ma non ci interessa come termine di paragone, il capitano che abbandona la nave. Allora tante volte Dio paragona la Chiesa ad una nave, ad una situazione di come si dice, di navigaggio, si può dire di navigaggio, di navigazione, scusate l'ignoranza, ma chi sta sogno, questa sono. E allora questa nave vediamo che si trova dentro al conflitto, e quello che
mi sono chiesta, intanto, perché Dio permette il conflitto nella nostra vita? Perché Dio permette il conflitto dentro la nostra casa? Perché Dio permette il conflitto dentro una chiesa? Perché il conflitto è parte del processo di crescita. Ogni volta che noi camminiamo e attraversiamo e superiamo una situazione di conflitto, noi siamo cresciuti, è vero? Quanti di noi hanno avuto delle esperienze, nelle esperienze più forti della vita, nelle esperienze più traumatiche della vita, nelle esperienze più a volte dolorose della vita, però poi come ne siamo usciti? Più forti, è vero? Perché abbiamo acquisito esperienza, abbiamo acquisito esperienza sulle cose attorno a noi, abbiamo acquisito esperienza su noi stessi, quanta forza abbiamo, quanta resistenza abbiamo. Tante volte noi diciamo: mamma mia, se mi colpisse questa tempesta non ne uscirei vivo. E invece poi la tempesta arriva e tu inaspettatamente ce l'hai fatta. E come ce l'hai fatta? Come diceva il pastore Giuseppe, perché Dio ci ha insegnato una cosa, che nel conflitto e nella tempesta noi dobbiamo guardare a Lui. Il nostro sguardo deve essere fisso su di Lui e non dobbiamo dimenticarci l'obiettivo. Una chiesa che attraverso un conflitto, una famiglia che attraverso un conflitto deve puntare e ricordare sempre qual è la missione al quale Dio mi ha chiamato. Qual è l'obiettivo che Dio vuole che io raggiunga? Quali sono le promesse che Dio ha fatto alla mia vita? Allora questo ti dà la forza di camminare attraverso il conflitto. Quindi il conflitto è parte del processo di crescita. Il conflitto rivela chi siamo noi, di che stoffa siamo fatti. Tante volte pensiamo di essere molto forti, o a volte pensiamo di essere molto deboli. A volte pensiamo di essere pieni di fede, tante volte pensiamo di essere troppo increduli, ma durante il conflitto viene fuori veramente quello che noi siamo. E tante volte noi ci stupiamo. Sapete perché Dio permette il conflitto tante volte? Perché noi stessi non ci conosciamo per come siamo. Chi ci conosce è Dio. Amen. Dio sa veramente, perché tante volte noi tendiamo, come esseri umani, o a sopravvalutarci o a sottovalutarci. Avere l'equilibrio per noi esseri umani è la cosa più difficile del mondo. Allora Dio a volte ci deve scuotere, o per farci abbassare un po' la cresta, o per farci alzare le spalle, per dire: vai avanti, perché io sono con te, se io sono con te tu ce la puoi fare. Amen. Il conflitto rivela anche non solo la sostanza di chi siamo noi, ma anche del gruppo nel quale noi siamo inseriti. Se è la nostra famiglia, se è la nostra chiesa. Quando arriva il conflitto tu vedi veramente quali sono i fratelli fedeli. Perché quelli che non sono, quelli che erano fratelli cugini, dico io, nel momento del conflitto a Palermo si dice si fanno una coffa, cioè si prendono il loro bagaglio e vanno via. E ti lasciano sola, e ti lasciano sola. E queste cose purtroppo avvengono nella famiglia naturale, fra parenti, è vero? Quanti genitori sono abbandonati dai figli, figli dai genitori, fratelli da sorelle, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento della difficoltà restano quelli che veramente sono chiamati a far parte di quella truppa, di quella ciurma. Restano quelli che Dio ha scelto per portare avanti il progetto che Lui ha. E poi il conflitto può salvare la Chiesa. Il conflitto a volte salva una famiglia. Voi sapete tutti l'evento che è accaduto a noi come famiglia 2 anni fa, quasi 3 anni fa adesso, quando mio fratello ebbe quell'incidente quasi mortale, vero? Lo sapete tutti. Avete pregato per noi, ci avete aiutato in 1000 modi. E all'inizio è stata una tragedia terribile. E continuamente mi chiedevo: Signore, ma perché? Ma perché? Ma qual è lo scopo di tutto questo? Ma a che è servito tutto questo? Oggi posso dire: ringrazio Dio, perché quella catastrofe è servita a salvare la mia famiglia. Non la mia famiglia, io, mio marito e i miei figli, ma la mia famiglia genitoriale. A volte Dio permette la tragedia e il conflitto, perché attraverso la tragedia e il conflitto Dio evita la catastrofe. Sapete perché? Perché quando c'è il conflitto
escono fuori tutte le verità, quelle belle e anche quelle brutte. Allora, quelle belle vanno bene, ci danno la forza, il coraggio, ci portano avanti, ma quelle brutte all'inizio fanno male, sono dolorose, sono tremende, a volte ci sconvolgono, a volte ci lasciano così, scioccati, sbalorditi, stupiti. Ma se non ci fosse stato quel conflitto, quella sporcizia, quell'immondizia non sarebbe mai venuta alla luce, sarebbe rimasta sotto le ombre e avrebbe distrutto o la famiglia o la chiesa. Mi seguite? A volte avvengono delle cose che sono terribili, sconvolgenti. Tu dici, Signore, ma perché? Non avrei mai pensato. Com'è che non mi sono accorta di determinate cose nella mia famiglia? Com'è che non mi sono accorta di certe cose dentro la Chiesa? Però quando Dio permette il conflitto e queste cose vengono a galla, è il momento che devono andare via. Amen. Perché Dio deve salvare o la Chiesa, o la famiglia, o la tua vita. Diceva mia nonna che un medico pietoso fa a caia cancrenosa. Questo è palermitano, ve lo traduco. Il medico che ha pietà del paziente che ha l'infezione e la cancrena e non gliela raschia, non gliela toglie, ma perché non gli vuole far sentire dolore e gliela lascia, porta quel malato a che cosa? Alla morte. Allora, estirpare la cancrena è doloroso, perché tante volte il raschiamento bisogna farlo a vivo ed è un dolore tremendo, ma il medico non ne deve avere pietà, perché l'obiettivo è la salvezza del malato. Giusto? Allora Dio con noi tante volte opera così nella nostra vita personale, dentro le nostre famiglie e nella Chiesa. Allora, se noi stiamo camminando con Dio, se noi stiamo camminando per Dio, se i nostri propositi sono i propositi per Dio, guardate fratello, sto dicendo che noi dobbiamo essere, se stiamo camminando nella piena santità, perché nessuno di noi qua cammina in piena santità. Qualcuno di voi cammina in piena santità? Qui alzi la mano. Meno male, siamo tutti esseri umani. Nessuno di noi. Però quello che guarda Dio è il proposito, le intenzioni del nostro cuore. E se il proposito e le intenzioni sono per fare la volontà di Dio, come dice la sua parola, tutto quello che avverrà attorno a noi coopererà per il nostro bene. Anche se a volte fa male, anche se a volte fa paura. Perché quando Paolo e l'equipaggio si trovavano in quella nave, ebbero tantissima paura. E sono entrati anche nella confusione perché non sapevano che cosa dovevano fare. E tutto quello che faceva sembrava che non servisse a nulla, anzi peggiorasse solo le situazioni. Ma dice che Dio parlò a Paolo. Un angelo del Signore fu mandato. E Dio parlò a Paolo e gli disse: Paolo, non temere, perché io ho un progetto per te. Tu devi andare a Roma, tu devi comparire davanti a Cesare, quindi non ti preoccupare, perché tu arriverai a destinazione e nessuno di quelli che sono con te si perderà. E allora io voglio dire ancora questa mattina a te, se sei il capitano della tua famiglia, della tua casa, se sei quello che ha l'Evangelo, ha ricevuto l'Evangelo, quindi sei in questo momento rappresenti il capitano dentro casa tua o anche fuori casa tua, continua a pregare, continua a stare fedele a Dio, naviga in mezzo ai conflitti, perché Dio ha fatto una promessa alla tua vita: credi essere salvato tu e la casa tua. Però a volte non ci crediamo più. Diciamo: Signore, dopo 30 anni ancora credi? E quando andiamo a arrivare? Dice il Signore: il mio tempo non è il tuo tempo e i miei pensieri non sono i tuoi pensieri, e i pensieri che io ho per voi sono pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Amen. Allora noi dobbiamo continuare a rimanere fermi e saldi. Quindi il conflitto può salvare
la tua chiesa, il conflitto può salvare la casa, il conflitto può evitare una catastrofe. Ci sono dei modi per navigare in mezzo ai conflitti. Intanto dobbiamo riconoscere i segni di un possibile conflitto. Un vero discepolo sa che il conflitto prima o poi verrà. Se tu cammini col Signore devi sapere che prima o poi il conflitto arriverà. Perciò dobbiamo mantenere gli occhi sempre aperti. Dice Gesù che dobbiamo essere semplici come le colombe, ma astuti. Dobbiamo essere come le volpi, dobbiamo essere astuti, perché il cristiano tante volte tende ad essere solo dolce. Ma noi dobbiamo essere astuti, dobbiamo agire con l'intelligenza e col discernimento che il Signore ci ha dato. Ci sono dei segni che ci indicano che un conflitto sta per arrivare. Le nubi fosche. Cioè quando in chiesa si incomincia, o anche a casa si comincia, a fare sempre commenti negativi, pettegolezzi, dicerie. Quando cominciano a prendere piede, allora stiamo attenti, perché c'è in agguato un conflitto. Quando ci sono venti impetuosi, cioè quando magari i programmi personali primeggiano rispetto ai programmi di chiesa. Io faccio la danza più bella, io insegno, quando comincia a uscire l'io, che è il noi, io faccio anziché noi facciamo, io sono arrivato anziché noi siamo arrivati, allora c'è il pericolo del conflitto. E poi quando c'è un cambiamento di temperatura, nel senso che quando i responsabili, quelli che sono i più anziani nella fede, quelli che dovrebbero spingere la Chiesa ad andare avanti, cominciano a raffreddarsi e cominciano, voi vedete, un po' ad allontanarsi da quelli che sono i loro doveri nell'opera del Signore, e allora là stiamo attenti, perché c'è probabilmente un agguato, un conflitto in agguato. Il conflitto non è qualcosa che noi dobbiamo attaccare, il conflitto è qualcosa per cui noi ci dobbiamo preparare per affrontare, perché chi ci porterà al porto sicuro sarà Dio. Amen. Non saranno le nostre capacità, loro non hanno potuto fare niente. Erano tutti esperti marinai, ma non hanno potuto fare niente. Non hanno potuto utilizzare nulla. Ma è stato Dio, dice, loro si sono lasciati andare alla deriva. C'è stato Dio che ha condotto quella nave laddove doveva arrivare. Quindi quando arriva il conflitto, quello che io ti consiglio, non cercare di attaccarlo. Perché sai, quando noi cerchiamo di combattere il conflitto, è come i formicai. Avete presente quel formicaio? Tu lo chiudi qua ed escono da là, lo chiudi là ed escono da là. Quindi è inutile. È inutile cercare di attaccare o di concentrarsi come dobbiamo fare per azzittire, per spegnere quel fuoco, ma lasciamo che lo Spirito Santo conduca dove deve condurre. Lasciamo che lo Spirito Santo porti fuori quello che deve portare fuori. Lasciamo che lo Spirito Santo ci faccia vedere la concretezza di quello che Lui ha fatto e ha dato a noi. Amen. Però per navigare in mezzo ai conflitti bisogna guardare non alla situazione, non alle persone, non alle circostanze, ma alla missione. Ogni chiesa ha una missione, ogni pastore ha una visione e ha una missione alla quale Dio l'ha chiamato. E ci sono delle caratteristiche che occorre avere. Intanto l'integrità, perché senza l'integrità nessuna chiesa, nessun credente, nessuno va in nessun posto. Gesù è santo, Dio è santo, amen. E l'integrità è il primo principio. Integrità di cuore, integrità di testa, integrità di spirito. Fuori le contaminazioni, fuori le cose che vengono dal mondo, fuori le cose che vengono dal nemico. Noi siamo i figli di luce, dobbiamo camminare nella luce. Non possiamo camminare nella luce e nelle tenebre e poi pensare che Dio ci possa benedire. Oppure pensare di attraversare i conflitti e superarli. No, sprofonderai nel conflitto. La tempesta ti divorerà se non sei integro. Il nostro avversario è furbo, è intelligente, astuto. E noi non abbiamo forza per poter combattere e resistere l'avversario. La nostra forza viene da Dio.
Quando Davide ha affrontato il gigante, non c'è andato con la sua forza o con la sua esperienza. Lui ha detto né per forza né per potenza, ma per lo Spirito Santo. Oggi Dio mi darà la tua testa nelle mie mani. Quindi la nostra vittoria dipende dalla nostra integrità, dalla nostra comunione con lo Spirito Santo. Amen. Ma il conflitto, quando arriva, non è indice di peccato. Perché a volte quando arriva il conflitto nella nostra vita, nella nostra chiesa, nella nostra famiglia, la prima cosa che noi ci chiediamo: dove ho sbagliato? Dove ho peccato? Signore, tu stai mandando il giudizio sulla mia vita, stai mandando il giudizio sulla mia casa. Perché non c'è questa benedizione? Perché non arriva quella promessa? Perché le situazioni, anziché migliorare, a volte sembrano peggiorare? Perché anziché andare verso il sereno andiamo verso la tempesta? E a volte ci chiediamo: cosa c'è che non va nella mia vita? Signore, dove sto sbagliando? E io questa mattina voglio dirti, per lo Spirito Santo, non sempre quando attraversi il conflitto e la tempesta è per il giudizio di Dio su di te, ma è la volontà di Dio su di te per portarti avanti, per farti crescere e per fortificare la Chiesa, per fortificare la tua vita e per fortificare la famiglia, per quel piano che Dio ha per te. Amen. Quindi non ci dobbiamo scoraggiare, come Paolo disse all'equipaggio: uomini, non vi scoraggiate, prendete cibo, non vi scoraggiate, fatevi animo, perché Dio ha promesso che nessuno di noi morirà, ma tutti quanti arriveremo al porto sicuro. Allora questa mattina, per lo Spirito Santo, io ti voglio dire, Chiesa, non ti scoraggiare e non ti spaventare, perché nessuno di quelli che Dio ha affidato in quest'opera andrà via. Nessuno di quelli che Dio ha determinato in quest'opera si perderà, nessuno, neppure uno. Amen. E non importa quanto grande sia il conflitto, e non importa quanto sia tremenda la tempesta su di noi, e non importa neanche se siamo terrorizzati e abbiamo paura, è normale. Ma nella paura e nello sgomento noi dobbiamo continuare a confidare in Dio. C'è una cosa importante che ci fa navigare in mezzo al conflitto, ed è la parola di raccogliere il gruppo, di fare le cose insieme. Quando è impossibile rimettere la Chiesa, la famiglia sulla giusta via, quando le persone sono sparpagliate, chi a destra e chi a sinistra. Questo principio lo vediamo che scorre in tutta la Bibbia. Mosè chiamò a raccolta il popolo, Esodo capitolo 32 versetto 26. Giosuè chiamò a raccolta il popolo, Giosuè capitolo 1 versetto 10. Nemia chiamò a raccolta tutto il popolo, Nemia capitolo 4 versetto 20. Noi dobbiamo fare così. Noi dobbiamo stare insieme. Amen. Noi dobbiamo chiamare a raccolta i nostri fratelli, le nostre sorelle, la nostra famiglia. Stare insieme, assieme combattere, assieme lottare, assieme anche piangere, assieme anche tremare dalla paura, ma stretti l'uno all'altro. Questa è la forza di una chiesa, questa è la forza di una famiglia, questa è la forza dei credenti. Poi dobbiamo lucidare insieme la visione. Quando siamo nella tempesta, quando siamo nel conflitto, noi dobbiamo riprendere quelle promesse che Dio ha fatto a noi come Chiesa, come famiglia, come persone, e gli dobbiamo dare la lucidatina, perché a volte le promesse di Dio sono come una teiera d'argento, che se non la vai a lucidare, come diventa l'argento poi? Diventa opaco, brutto, non si vede nemmeno più che oggetto era e quali decorazioni ci sono sopra. Ma quando noi la andiamo a lucidare, riprende la sua bellezza e il suo vigore. E così noi dobbiamo fare, noi dobbiamo guardare alle promesse che Dio ci ha fatto, e come singoli e come comunità. E per quelle noi dobbiamo andare avanti. E poi abbiamo detto mantenere l'integrità. E il frutto dell'integrità è la lealtà. Una persona integra è una persona leale. E la lealtà ti fa essere onesto. E questo è quello che porta avanti una chiesa e una famiglia. Laddove manca l'integrità, manca la lealtà. E dove manca la lealtà, manca l'onestà. E se mancano queste cose, non si può andare avanti.
I pastori hanno una responsabilità in una chiesa, vero? Sono un po' come il capitano della nave. Ma il capitano della nave si deve lasciare prendere dal sentimento per una persona sola o deve guardare il bisogno di tutto l'equipaggio? Qual è la sua missione primaria? La sua prima responsabilità qual è? Quella di tutto l'equipaggio, vero? Non può dire se uno solo non sa nuotare, per esempio dobbiamo scendere tutti dalla nave e dobbiamo raggiungere riva a nuoto e uno solo non sa nuotare, allora siamo tutti in una vacca, affonniamo tutti perché mischineggio, lo lasciamo solo. A volte si deve sacrificare, a volte non si può guardare con i propri sentimenti, non ci si può muovere per le proprie emozioni o sentimenti, ma bisogna muoversi per la visione che Dio ha dato. A volte i pastori possiamo sembrare a volte un po' spietati, no? A volte i pastori possono sembrare un po' più spietati perché sembra quasi che in certi momenti diventiamo quasi insensibili. Ma tu meschinello, ma da famiglia, e poverini, e si sentono trascurati, e non sono... Ma il pastore non può fermarsi, soprattutto quando c'è un conflitto, non può fermarsi al bisogno di una famiglia, di una persona, di un fratello. Il pastore deve essere concentrato sulla missione, su tutta l'equipaggio, e l'obiettivo è che deve portare a salvataggio tutti e deve portare la nave laddove deve essere condotta, laddove è la destinazione. Non si può fermare per una persona, per una famiglia. Il dovere del pastore è verso la comunità. Il pastore deve essere fedele alla missione e alla visione che Dio gli ha dato per la comunità intera e non si può fermare al bisogno di una sola persona. Mi seguite? Il pastore deve essere fedele prima di tutto a Dio e al compito che Dio gli ha dato per la nave intera, non per una persona dell'equipaggio o solo per gli ufficiali di bordo, ma per quello che Dio ha stabilito. E in questo cammino qualcheduno dell'equipaggio andrà via, qualcuno morirà, qualcuno si getterà a mare, qualcuno tradirà, ma non si può fermare il pastore a quello, perché la fedeltà primaria del pastore deve essere verso la chiamata che Dio ha dato a lui, alla visione che ha dato, all'obiettivo che deve raggiungere. E invece per l'equipaggio qual è il dovere? A chi deve essere fedele l'equipaggio? L'equipaggio non deve essere fedele a se stesso. Prima di tutto deve essere fedele al capitano. Mi seguite? È al contrario, praticamente l'opposto. È l'esatto contrario. I membri di chiesa, se non sono fedeli al pastore, se non abbracciano la visione del pastore, non saranno mai d'aiuto per quella nave, saranno solo un intralcio. Creeranno solo problemi, perché mentre il capitano dice andiamo ad est, la ciurma dice no, andiamo a ovest, e all'interno della nave creeranno solo scompiglio e confusione. Il capitano è uno e chi lo stabilisce non sono gli uomini, è Dio. Amen. E se Dio ha stabilito quei capitani, ti piacciono o non ti piacciono, pigliatela con Signore, non te la prendere con loro. ma come si dice, i marinai devono essere fedeli, onesti e leali col capitano. Non possono decidere con gli altri, non possono avere un pensiero, un'opinione, un progetto diverso da quello del capitano, perché non è naturale. Tu dici, ma alcuni mi dicono, pastore, ma il mio pastore comunque resta sempre Gesù. Certo, ci mancherebbe. Io seguo Gesù, certo, allora comincia a seguire me se segui Gesù. Perché se segui Gesù, riconosci che Gesù ha stabilito delle autorità e le ha rivestite di una responsabilità e parla ai loro cuori. L'angelo non poteva apparire a all'equipaggio per parlare, dire state tranquilli perché arriverete tutti sani e salvi, nessuno di voi si morirà. Lo poteva fare Dio? Rispondetemi. Lo poteva fare. E invece chi parla? Soltanto a Paolo. Perché?
è perché l'equipaggio doveva imparare ad essere sottomesso e ad avere fiducia e lasciarsi guidare da quello che Dio aveva stabilito come la loro guida e il loro capitano. Amen. E non avere dubbi. Essere capitano di una nave non è facile. Essere la guida di una chiesa non è facile. Però per ogni equipaggio Dio ha stabilito delle persone fedeli. Abbiamo visto in questo episodio che alcuni volevano andare via volevano scappare via, no? Quindi alcuni erano pronti al tradimento, all'abbandono, ma molti altri no. Hanno fatto quello che Paolo ha consigliato di fare. Dice la nave può andare allo sfracello, una nave si può anche distruggere, ma quell'equipaggio che Dio ha stabilito rimarrà a saldo. Amen. Abbiamo letto in Corinzi, Paolo dice, in poche parole Paolo dice, me ne sono capitate di tutti i colori, con quelli del mondo, con quelli dentro la chiesa. Il nemico mi ha sempre bersagliato, però in ogni cosa, dice ancora lui, per bocca dello Spirito Santo, in ogni cosa noi siamo più che vincitori. E come abbiamo letto in Isaia, quando passerai per le acque non sarai sommerso, e quando passerai per il fuoco non sarai bruciato, perché tu sei mio e mi appartieni, dice il Signore. Allora il passaggio nelle acque, come abbiamo letto nel Salmo 107, cioè noi siamo come quelli che navigano e sono scesi pure negli abissi. Abbiamo letto nel Salmo 107, vi ricordate? Siamo scesi negli abissi, abbiamo vacillato, ci siamo sentiti come angosciati e persi, ma poi abbiamo gridato al Signore e il Signore ci ha tratto fuori. E allora, come Paolo ha detto all'equipaggio, ancora il Signore vuole dire a noi questa mattina: facciamoci animo, facciamoci coraggio, alziamoci, riprendiamo la marcia, sapendo che anche se ci sono i conflitti, Dio ci darà la forza di attraversarli, di superarli, e non solo, quando sarà passato il conflitto noi saremo ancora più forti. Il nostro combattimento, come dice San Paolo, non è contro le persone, non è nemmeno contro la società moderna. Il nostro combattimento è contro Satana. Amen. E la nostra vittoria non è quella della prosperità che i nostri occhi possono vedere. Non ci manca niente a casa, abbiamo una chiesa piena di credenti, facciamo dei culti gloriosi, dei canti stupendi. Va bene tutto quello, ma l'essenza non è quella. L'essenza è iniziare un cammino integro e finire un cammino integro. Amen. Perché quando arriveremo in cielo, Dio non ci chiederà quale ministeri abbiamo avuto, con quali doni siamo stati usati, perché tanto mica sono cose nostre. Sono tutte cose sue che ci ha date in prestito, quindi che gloria ne abbiamo noi. Ma una cosa ci chiederà: quanto siamo stati fedeli a quella chiamata? Quanti siamo stati fedeli in quella chiamata? Ti benedirò, c'è un canto che dice della parola di Dio: ti benedirò quando tu mi darai, ti benedirò quando tu mi toglierai. Giobbe ha benedetto Dio quando gli ha dato, Giobbe ha benedetto Dio quando gli ha tolto, perché Giobbe sapeva guardare come Paolo: io so la corsa che sto camminando, è la meta che mi è posta avanti, è il premio che ambisco, non è qui, ma è quando sarò alla presenza del Padre e mi sarà posta la corona della vita e mi sarà detto: entra, fedele e buon servitore. Amen. Quindi i conflitti sono inevitabili, però nel conflitto uscirà di che pasta siamo fatti, e come persone, e come chiesa, e come famiglia. L'importante è resistere al conflitto e andare avanti. Ci vogliamo alzare davanti alla presenza del Signore? Alleluia, alleluia, alleluia. Volevo chiedervi, vogliamo mettere una mano sul nostro cuore, vogliamo chiedere allo Spirito Santo di continuare a mantenerci saldi, fermi, perché se stiamo attraversando un conflitto,
o quando attraverseremo un conflitto, che il Signore ci mantenga fermi, fedeli, ubbidienti alla sua parola, ai suoi conduttori. Che Dio ci faccia rialzare e che anziché piangere e strapparci i capelli per la disperazione e la paura, possiamo guardare a quelle promesse che il Signore ci ha fatto e avere quella consapevolezza che il nostro capitano ci porterà al porto sicuro, perché è Lui che conduce la barca della nostra vita. Andiamo a chiudere i nostri occhi. Alleluia. Alleluia. Signore Gesù, noi veniamo davanti a Te. Vogliamo chiederti perdono se siamo venuti meno, Signore, se ci siamo lasciati prendere dalla paura, dall'angoscia, dalla confusione. Ti chiediamo perdono se siamo stati di quelli che durante i conflitti scappano e vanno via, non assumendosi le proprie responsabilità, non assolvendo i propri doveri e lasciando il resto dell'equipaggio sbrigarsela da soli. Noi ti vogliamo chiedere perdono, Signore. E ancora, Signore, per quanti rimangono fermi e saldi, ma vedono e sentono la tempesta attorno a loro, che Tu possa rendere ancora più forti, Signore, che Tu possa aprire i loro occhi ancora di più perché vedano Te sulle acque, Te sulla tempesta, che ci chiami a venire avanti a Te in un modo soprannaturale. Signore, Tu ci hai insegnato per fede a camminare sul soprannaturale. Tu ci hai chiamati per fede a camminare sopra i problemi e le difficoltà. Tu ci hai insegnato, Signore, ad arrenderci completamente a Te, a lasciarci andare, Signore, sapendo che Tu sei colui il quale conduce la nostra vita, sei colui il quale deve condurre la nostra casa, sei colui il quale deve condurre la Chiesa. Signore, fa che possiamo essere docili e mansueti. Padre, ancora nel nome di Gesù, se siamo stati tendenti alla mormorazione, alla maldicenza, alla calunnia, Signore, perdona e chiudi la nostra bocca, metti un guardiano davanti all'uscio di questa. Oh Signore, se abbiamo preteso che i pastori siano attenti a noi, anziché all'opera per intero, se siamo stati egoisti, Signore, noi ti chiediamo perdono. Se non abbiamo creduto alle loro parole, se non abbiamo creduto alla loro visione, Signore, noi ti chiediamo perdono, perché sappiamo che le autorità che sono su di noi, le hai chiamate Tu e le hai delegate Tu. E ancora grazie, Spirito Santo, per come Tu parli ai Tuoi servi, per come parli ai ministri di questa Chiesa. Grazie, Signore, per la missione alla quale Tu hai chiamato il pastore Maria Antonietta e il pastore Carmelo. Grazie per come, Signore, in altri episodi, in altri naufragi, Tu li hai portati a riva, Signore, al porto sicuro. Grazie, Padre, perché le tempeste sono state superate in Te e con Te. E ancora ti ringraziamo, Signore, per quest'opera meravigliosa che Tu hai voluto, che Tu hai partorito e che Tu porti avanti, Signore, di valore in valore. Oh, io ti prego, Padre, nel nome di Gesù, che il ceppo, Signore, di questa Chiesa possa rimanere sempre integro, forte. Oh, Signore, che questa fiamma sia sempre accesa, perché quando verranno i tempi della persecuzione, perché quando verranno i tempi, Signore, dell'apostasia, questa Chiesa possa rimanere ferma e forte nella sana dottrina, nella Tua parola. Oh, grazie Spirito Santo, grazie. Grazie per la Tua presenza, grazie per come ancora Ti manifesterai, Signore. Io voglio benedire ogni area e ogni ministero, Signore, in questo luogo, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Ho chiesto ad Andrea di fare un altro canto e poi do la parola ai pastori. Alleluia. Alleluia. Volevo chiedere a Pastore Maria Antonietta se potevi venire qua. Maria Antonietta. Non so dov'è il Pastore Carmelo. Mio marito se poteva venire qua.
Facciamo questo canto, poi chiedo alla Chiesa di pregare per noi, in qualità di ministri, perché Dio ci dia sempre la forza di andare avanti e di essere dei buoni capitani delle navi che Dio ci ha affidato. Alleluia. Facciamo questo canto.
Voglio solo Gesù, l'agnello che mi riscattò. Sulla croce lui portò i peccati, mi liberò. Voglio solo Gesù, nel nome suo confiderò. La corona di spine portò e vittoria ci donò. Lui è degno dell'onore, la gloria è tua, Signor, solo tu la lode meriti e per sempre regnerai. Voglio solo Gesù, la terra aspetta il suo Re. In quel giorno splenderà con la gloria tua, Signor. Tu sei degno dell'onore, la gloria è tua, Signor, solo tu la lode meriti e per sempre regnerai. Sei glorioso mio Signor, sei glorioso mio Signor, confido in te e canto a te. Sei glorioso mio Signor, sei glorioso mio Signor, sei glorioso mio Signor, confido in te e canto a te. Sei glorioso mio Signor. Voglio solo Gesù, l'agnello che mi riscattò. La mia vita